È facile! Tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea. Eccoci qua, un saluto a tutti da Andrea Rognoni. Cultura e arte sì, è il mio palinsesto generale, ma oggi è soprattutto cultura popolare italiana. Per cultura popolare italiana, ogni lunedì, diamo uno sguardo alle feste della settimana, alle caratteristiche del cielo del periodo dal punto di vista calendariale e astronomico e astrologico, e poi più in generale la vastissima pletora di tutti i temi che riguardano appunto la cultura popolare, per arrivare per esempio anche nella seconda parte della trasmissione di oggi alle parlate dialettali. Noi oggi esamineremo quelle umbre. Faremo un volo dalla Lombardia all'Umbria, perché appunto è il caso proprio di tuffarsi nella spiritualità. È una settimana fortemente spirituale e questo è un po' il centro della puntata di oggi, soprattutto nella prima parte, la settimana santa dell'autunno, fra cui spicca appunto San Francesco, che è umbro. Naturalmente questa epopea della spiritualità in Italia è molto sentita, non solo per la presenza della sede papale, ma certamente perché c'è tutta una serie di spunti, di gusti, a partire dalla letteratura, perché Francesco, il santo si intende, e non il Papa, ebbe modo in quel oscuro medioevo appassionante e appassionato di cantare Frate Sole e Sorella Luna, con una delle poesie più belle di tutti i tempi. Ma più in generale, appunto, vi dicevo, settimana santa dell'autunno. Cosa vuol dire settimana santa dell'autunno? Vuol dire che questa settimana, che sta tutti gli anni, che sta fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, viene denominata la settimana santa dell'autunno, contrapposta a circa 6 mesi di distanza alla settimana santa, che consideriamo santa vera e propria dal punto di vista della fede cristiana, ma anche delle tradizioni popolari. Quindi la settimana santa primaverile può arrivare a marzo, tra marzo e aprile o in aprile, ma certamente la settimana santa autunnale è questa qua, non ci sono altre possibilità, perché il fiorire di figure o personaggi di santità è sicuramente qualcosa di fortissimo in questa settimana. Si parte da domenica ieri, appunto il 29 settembre, che ha visto la celebrazione degli arcangeli Raffaele, Michele e Gabriele, di cui abbiamo parlato tantissimo, quindi non ci spendiamo più, già in altri anni e per altri contesti o finalità. Si trapassa attraverso la festa degli angeli custodi, che è il 2 di ottobre. Qui quindi una tipologia diversa di angeli rispetto agli arcangeli, ma ovviamente in Italia sentiti tantissimo, al punto di trasformare queste figure teologiche addirittura in figure carnali corrispondenti ai nonni, che come sapete nel territorio della Repubblica Italiana svolgono una funzione caritatevole molto importante, che consiste appunto nell'accudire ai figli a cui non possono accudire i propri figli, cioè i nipoti, accudire ai nipoti, in una maniera straziante, devo dire, perché quando poi non ce la fanno più, eccoli i nostri, scusate l'ironia oggi, ma vale la pena, i nostri poveri anziani, quando proprio non ce la fanno più ad accudire i nipoti verso i quali appunto
distano da 50 anni di esperienza e più, allora vengono internati, sottolineiamo la parola internare, che è molto significativa, letteralmente internati in case di riposo dove a 4.000 e 5.000 euro al mese si ricevono delle amorevoli cure. Amorevoli è molto ironico stavolta, molto ironica, perché la classe diciamo infermieristica non è più dotata di cotanto numero e cotanta pazienza come era una volta, e i risultati si vedono. Ogni riferimento al dramma che l'Italia, e anche questa è cultura popolare, mi spiace, è vera, autentica cultura popolare, il dramma che l'Italia vive con i propri anziani rispetto a un'accoglienza indiscriminata di cui si parlava nella trasmissione precedente nei confronti di baldi giovani provenienti da ogni parte del pianeta e dell'universo, è veramente straziante. Straziante è la condizione e la situazione. Ecco perché la festa dei nonni è il 2 di ottobre, sarà perché corrisponde anche al compleanno di mia madre, non a caso deceduta a 100 anni, 3-4 anni fa in una casa di riposo, ma sicuramente la festa acquisisce in Italia un significato ridondante che esprime non soltanto la bravura e il grande sforzo mentale e fisico che viene prodotto da questi protagonisti, veri e propri angeli custodi della vita sociale e civile italiana, ma anche e soprattutto in relazione alla fortissima, ancora ironia, fortissima gratitudine che lo Stato italiano, in particolare la sinistra, devolve nei loro confronti. Ma boccaccia mia, state zitta, abbiamo detto arcangeli, abbiamo parlato di angeli, San Francesco è il 4 di ottobre. San Francesco corrispondeva una volta all'inizio ufficiale della scuola, perché tra le altre cose, questo è molto interessante, è un passo di antropologia su cui meditare. La tradizione faceva sì che ognuna di queste feste corrispondesse con l'inizio di un certo tipo di vita istituzionale, sociale o economica. San Michele era l'inizio della stagione in cui appunto non si può più seminare e insomma si tratta di iniziare una vita più raccolta in relazione all'agricoltura, a tutto quello che ha a che fare l'open air, scusate la parola mondialista, e quindi una possibilità attraverso anche la devozione nei confronti dell'arcangelo di scacciare i demoni della casa che infestano la casa, secondo questo tipo di impostazione. Il 2 l'abbiamo detto, il 4 appunto era l'inizio ufficiale della scuola, quindi tutto si svolgeva secondo una logica ferrea che battezzava il recupero e quindi il rinizio di tutta una serie di attività. L'ultima festa della settimana coincide con il lunedì dell'inizio della prossima settimana. Quest'anno è lunedì, ma poteva essere di domenica per fare più logica perfetta. In ogni caso è così, ed è la Madonna del Rosario. Sulla Madonna del Rosario noi ritorneremo con ospite Paolo Gulisano il prossimo lunedì, perché coincide anche con il dopo Pontida, per esempio, così per citare tanto, ma coincide anche e soprattutto con una ventata di ricordi e di riproposizioni in chiave di difesa della tradizione, sia della tradizione cristiana che della tradizione extra cristiana. Quindi questa collana di perle che va dagli arcangeli il 29 settembre per arrivare alla Madonna del Rosario o di Lepanto il 7 di ottobre, viene appunto giustamente chiamata la Settimana Santa e viene festeggiata attraverso cerimonie ovviamente di tipo liturgico, ma soprattutto feste che nei vari paesi, nei vari borghi, dalle Alpi alla Sicilia,
cercano appunto di rilanciare un tema che è legato a ognuna di queste realtà. Beh, per finire anche San Francesco, certo, adesso parleremo dell'Umbria dopo le 16:30, ma quello che ha rappresentato come icona popolare San Francesco è enorme, no? Il rapporto con l'umiltà, con la povertà, con il raccoglimento, con la rinuncia ai beni del mondo. E quindi San Francesco sicuramente, essendo tra l'altro il patrono d'Italia, e lo è giustamente, devo dire, come patrono d'Italia, è una scelta che è più che mai convinta e giustificata, ma nel complesso sicuramente Francesco è anche qualcosa di più, no? È colui che è riuscito a raddrizzare la Chiesa nel corso del Medioevo e che ha portato, attraverso quella ventata che vi dicevo anche di poesia e di canzone, una allegria che si è trasfusa in tutti i suoi seguaci, cosiddetti francescani naturalmente, che hanno nobilitato volta per volta, vestendo quella tonaca particolare, hanno nobilitato la missione spirituale che erano chiamati a svolgere nel 300, 400, 500 per arrivare praticamente fino ad oggi. Inutile adesso fare liste che sarebbero stucchevoli, però in tutto il mondo i francescani hanno operato degnamente, ecco, per tantissimi motivi, a partire proprio da quello che era l'insegnamento ufficiale e reale. E l'inizio della scuola significava che cosa? Voi capite, ecco che è stato scardinato dal nuovo calendario che è partito negli anni 90, il nuovo calendario scolastico è stato completamente scardinato, questo forte monumento istituzionale e morale che c'era prima. Perché qual è il legame di San Francesco 4 ottobre con la scuola? È il fatto appunto che la scuola ti insegna l'umiltà, e vallo a far capire ai ragazzi di oggi che esiste una dote chiamata umiltà. È veramente molto difficile, e così facendo iniziare la scuola a seconda delle regioni il 12, il 15, il 20, il 29, il 30 settembre si è finito per buttar via appunto un patrimonio che non è mai casuale. Il caso non solo non esiste nell'esoterismo, ma non esiste neanche nella tradizione popolare. E invece appunto un certo tipo di razionalismo fine a se stesso, di ispirazione illuminista, che più dalla libertà, perché anch'io adoro la libertà, ma la libertà è conoscenza. Nati non foste per vivere come bruti, per seguire virtù e conoscenza. Questa è la vera libertà, no? E lo stesso Dante, libertavo cercando. La libertà è partecipazione, diceva Gaber. Quindi il fatto di smazzare in questa maniera le carte della tradizione, decidendo a prioristicamente di fare iniziare la scuola in un giorno diverso da San Francesco, ha fatto cadere tutta l'impalcatura etica che stava dietro. E mi ricordo ovviamente, essendo âgé oramai, l'inizio della scuola degli anni 60, dove appunto noi a San Francesco tornavamo appunto a indossare quei particolari vestiti appunto che si usavano una volta per andare a scuola, anche quelli non casuali. Ma adesso nessuna filippica su questo, ci mancherebbe altro. Il problema è che appunto è andato a mare tutto un discorso che era sicuramente ma molto significativo. Quindi gli angeli sono stati traditi, la tradizione francescana in rapporto alle istituzioni non esiste più, però appunto dal punto di vista popolare le feste, le sagre, i riti che vengono messi in atto
adesso, e che sono legati soprattutto alla vendemmia, perché questa è la settimana della vendemmia e anche qui c'è un collegamento molto forte, rimangono fortissimi in tutta Italia, specialmente nelle regioni del centro-nord, perché come sapete appunto la mitezza del clima autorizza il sud a vendemmiare un po' più tardi, ma questo comunque è già previsto da tutta una serie di canoni ben assestati, che non sono stati scardinati. Quello che importa è capire che la vendemmia, dal punto di vista della sensibilità popolare, la vendemmia non è soltanto togliere i grappoli d'uva dagli alberi, dai tralci, e perché vanno poi destinati appunto alla lavorazione che porterà al mosto e al vino, sulla quale comunque torneremo, ma è anche e soprattutto in cultura popolare legata all'agricoltura e però traslata in senso spirituale, è la vendemmia dell'anima. Cioè vendemmiare significa raccogliere i frutti. Voi sapete, ne abbiamo già parlato, di quanto il vino sia importante per la religione, per tutte le religioni, ma in modo particolare per la religione cristiana. Il vino è il sangue, secondo, per chi ci crede ovviamente. Noi stiamo raccontando abitudini, usi, convinzioni, riti e miti che possono essere accettati o non accettati. Non è questo il punto, però vanno raccontati perché appartengono al cuore della tradizione popolare. Quindi uva uguale vino uguale sangue di Cristo. Ecco che scatta questo meccanismo appunto del vendemmiare come raccogliere i frutti di che cosa sul piano spirituale? I frutti di un modo di agire, di operare, di aiutare, che ha prodotto il bene, ha prodotto quello che secondo l'etica anche non cristiana rappresenta il bene, il bonum, non il bonus dal punto di vista dal punto di vista economico, ma tutto ciò che è bene in senso anche alto dal punto di vista morale. Quindi la vendemmia è raccogliere questi frutti, raccogliere realmente, perché è arrivato il tempo nella settimana santa dell'autunno di farlo, perché altrimenti poi non verrà un vino buono realmente, un vino gustoso, ma è anche appunto la possibilità di vedere in pratica, in maniera tangibile, tutto quello che è stato fatto di buono nella stagione che noi chiamiamo bella, appunto la primavera e estate. Per la verità vi sarete accorti che la primavera è stata molto piovosa quest'anno, quindi ci può essere stato un ritardo di tutta questa ambaradan. Ecco, quindi la vendemmia come vendemmia del cielo, settimana santa, sono idee e archetipi, come diceva Jung. Tra l'altro parleremo presto di un libro dedicato a Jung, perché sono passati 70 anni esatti 60 anni esatti dalla sua uscita. Ma appunto, come diceva Jung, gli archetipi sono quelle grandi idee collettive che possono permettere appunto quelle convinzioni morali atte a ordinare la nostra vita e la nostra esistenza, sempre secondo margini di libertà e di opinione. Questo è sicuramente molto importante nel mondo occidentale, Quindi la vendemmia è anche sagra, ne abbiamo parlato delle sagre l'altra volta, tantissime comunque in giro per l'Italia. Quello che importa, senza anche qui fare liste, è vedere quanto ci sia un legame profondo fra tutte queste sagre, fra tutte queste ritualità collettive e la convinzione popolare di star servendo un disegno più alto, un disegno che evidentemente appartiene
ha una dimensione che non è terrena, non può essere considerata effettivamente terrena. Quindi paradossalmente tutto ciò che appare come più carnale o godibile sul piano del mangiare e del bere e invece nella tradizione popolare ha un più alto valore spirituale. E tutto questo il mondo odierno ha perduto perché mangia senza sapere di mangiare qualcosa di sacro e quindi di compiere un rito, no? Il famoso cibo sacro, il cibo in origine per tutte le popolazioni del mondo, si pensa anche alle popolazioni aborigene dell'Africa o agli eschimesi e agli abitanti delle zone più lontane dalla civiltà evoluta, apparentemente più lontane, in realtà diciamo eredi di una saggezza, eccetera. Ecco, il pasto è sacro, il pasto è sacro perché si sta in qualche modo compartecipando alla vita ultraterrena e come poi si può vedere anche nella liturgia, non solo cristiana, ma nella liturgia delle principali religioni, anche di quelle pagane, quando parliamo di totem e tabù, appunto, il mangiare l'animale è il mangiare in qualche modo la divinità, la divinità. Ecco, tutto questo all'interno poi di una tradizione occidentale, la nostra, che si è arricchita nei secoli di tantissimi spunti, di tantissimi ammiccamenti che hanno inglobato anche la modernità, perché vale sempre la pena ricordare che la tradizione non è antimodernità, ma è mondo antico più mondo moderno, visti nella loro complementarietà. Ecco, quindi la settimana santa è questa qua, ma la settimana santa in quale contesto astrologico viene celebrato? È in un contesto astrologico che parla comunque di qualcosa che è legato a una dimensione ultra ed è il segno della Libra o bilancia. Il segno della Libra e bilancia è iniziato già il 23 settembre, ma ora sta arrivando nella sua parte centrale. Questo segno è un segno che, al di là di quello come continuiamo a dire, naturalmente sono le caratteristiche di un tema natale che è molto più diversificato rispetto al segno normale del Sole, e però si dice governato e retto da Venere. Il segno della bilancia è un segno appartenente all'astrologia tradizionale o mediterranea, volgarmente da me chiamata australe. Nell'astrologia boreale celtica il segno della bilancia è sostituito dall'edera, che comunque ha qualcosa di fortemente estetico, i valori già elencati, quindi non ci ritorniamo, dell'archetipo bilancia sono la dimensione estetica, la dimensione della giustizia e questo rapporto particolare col sacro. La bilancia è in realtà una bilancia reale sul piano iconografico, ma l'edera è qualcosa che nell'arrampicarsi con le sue foglie caratteristiche, nell'arrampicarsi verso l'alto, lungo il tronco, appunto, riempie la nostra vita, soprattutto di tipo spirituale, partendo da una dimensione estetica che è molto forte. Ricorderete tutti la bellissima canzone cantata da Nilla Pizzi, soggetto appartenente a qualcosa che ora non esiste più sul piano canoro reale, ma che non può essere dimenticato completamente. E ricorderete anche quanto poi un partito abbia avuto come logo, come simbolo proprio l'edera, il Partito Repubblicano Italiano, che è un partito che, diciamo, in mezzo ad altri difetti o limiti, presentava, ce lo ricordiamo, chi non è più giovane se lo ricorda perfettamente, ma a parte che esiste ancora, Partito Repubblicano, lo dico perché siamo anche in una radio metapolitica, però per citare colleghi e mondi paralleli, però è stato un partito in cui l'idea del federalismo, prima che nascesse il leghismo, l'idea del federalismo è stato sicuramente dominante, molto forte e dominante, al di là dei personaggi che possono avere rappresentato tutto questo. In astrologia celtica l'edera rappresenta, quindi è legata alla divinità femminile principale Rigantona,
del mondo celtico, e così proprio come la bilancia è legata a Venere. C'è questo parallelismo fortissimo fra zodiaco e flordiaco, che appartiene comunque a tradizioni popolari sentite a livello di conoscenza specifica, però riverificate proprio a livello quasi istintuale attraverso esperienze di conoscenza o di reciprocità negli incontri che sono fatti e che sono destinati per ciascuno di noi nella vita di tutti i giorni. Siamo arrivati alla fine della prima parte. C'è il break, chiediamo il break, come fanno quelli della pallacanestro. Break! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea. Eccoci qui nuovamente, finiamo brevissimamente la Libra. La Libra è appunto il nome classico, a me piacciono molto i nomi classici, anche latini, non sono nomi dotti. L'altro giorno parlavamo del libro di Feltri sul latino. Il latino non è solo una lingua dotta, è anche una lingua popolare. E la Libra è proprio questa figura della bilancia che era usatissima per l'agricoltura nei tempi andati, e che appunto sta a significare l'equilibrio, il concetto di un equilibrio che permette il contatto con le dimensioni ultra attraverso la sfera estetica, ma soprattutto il mondo della giustizia, no? Cioè la giustizia, l'esercizio della giustizia civile e penale come possibilità di migliorare il mondo in vista di una forma sempre più accentuata di spiritualizzazione, naturalmente. Noi abbiamo visto tanti tipi bilancini negli ultimi tempi, anche dal punto di vista dei personaggi famosi, e qui vorrei citare Brigitte Bardot, di cui abbiamo già parlato, a cui mi aveva mandato gli auguri 2 giorni fa nell'altra trasmissione, ma che va qui ricordata anche in chiave di cultura popolare italiana, perché moltissimi film della bilancina Brigitte Bardot francese sono stati girati in Italia, e un grande amore della nostra è stato novantenne, che vive attualmente in Côte d'Azur, che insomma secondo me rimane come lingua e cultura molto, molto italiana più che francese. Comunque questa nostra Brigitte Bardot è stata lanciata anche alla matriciana, potremmo dire, con alcuni film alla matriciana in cui l'Italia ha contato più della Francia. L'altro personaggio è Marcello Mastroianni, anche lui diciamo bilancia nel senso prototipale classico per l'equilibrio e l'autocontrollo, naturalmente, di questo personaggio che nasceva esattamente 100 anni fa. Quindi anche qui noi stiamo o ricordando persone transeunte o ricordando persone viventi che però hanno acquisito sicuramente tantissima esperienza. Mi viene in mente anche Loretta Goggi per i personaggi italiani. Voi sapete che Goggi non è un nome romano, è un nome pavese, ma poi lei appunto suo padre si trasferì a Roma. Poi abbiamo tantissimi altri personaggi anche del mondo dello spettacolo, certo, o di altri mondi significativi e importanti appartenenti appunto al segno della bilancia. Berlusconi, passato a miglior vita da poco, era uno di questi, ma più in generale sicuramente personaggi maschili e femminili che hanno portato avanti quello sforzo, certamente sempre corredato da altri elementi che voi sapete essere importanti nel tema natale, quali la Luna, Mercurio, Venere, che possono anche posizionarsi in segni diversi e quindi portare a concezioni e modi di concepire effettivamente la vita e le cose in maniera molto diversa. Oltretutto, e chiudo qui su questo ambito astrologico, la Libra o bilancia, il primo decano, quello settembrino, ha valenze anche geminiane, nel secondo è pura, nel terzo, quello più ottobrino avanzato, ha valenze acquariane, e quindi non possiamo mai dimenticare
queste caratteristiche che poi fanno di ogni decano proprio delle differenze costituzionali molto importanti, che agiscono nelle scelte di varia natura e di varia forma. Di Edera abbiamo detto che è la corrispondenza celtica, mai dimenticare quello che i nostri antenati del nord Italia e del nord Europa, appartenenti alla cultura celto-germanica, avevano esercitato come tipo di rapporto col cielo. Quindi queste scorribande celeste non possono non tenere conto anche di radici antiche e lontane che non si sono mai spente, al punto che, vi dicevo, il flordiaco del nord si contrappone allo zodiaco del sud. Il sud è più legato al mondo animale, il sud del mondo, e il nord del mondo è più legato al mondo vegetale. Lo vedete anche nella sensibilità ambientale, ecologica, che è molto forte sicuramente nei paesi del nord Europa, e che effettivamente val bene ammirare per crescere anche noi appartenenti al sud Europa, appartenenti così a una civiltà che è più legata a contesti e situazioni che ci portiamo dietro, che ci trasciniamo dietro, simili ad altri contesti del mondo in cui lo zoos, l'animale, la faceva effettivamente da padrone. Vogliamo adesso abbordare nella seconda parte il tema delle lingue locali. Allora, intanto, ancora una premessa: quando in questa trasmissione si parla di lingue locali, si mantiene una forma di rispetto e di volontà di esercizio costante nei confronti della lingua italiana, posto che la lingua italiana deriva anch'essa da un cosiddetto dialetto, il toscano. E il fatto che la parlata toscana a partire dal 300 si sia evoluta e si sia imposta in tutta Italia, da una parte conserva e valorizza il valore assoluto di ogni parlata regionale, essendo essa una parlata di origine regionale, e dall'altra parte però si impone nella sua capacità di fungere da lingua franca, usata dalle Alpi alla Sicilia, come attestato e formula di orgoglio nazionale. Vedete come l'evoluzione stessa di alcune linee di pensiero politico abbia maturato un nuovo equilibrio, oserei dire quasi bilancino, fra tutto il mondo regionale dialettale e il mondo nazionale, anche attraverso quello che volgarmente viene chiamato, talvolta con irrisione da parte dei nemici, sovranismo. Perché altra non è la nazione che il frutto è la somma di tutte queste realtà, di cui anche attraverso i registri dialettali noi andiamo a parlare. E nello stesso momento in cui noi esercitiamo e dobbiamo esercitare sempre meglio, in barba alla volontà di confondere e mischiare nelle scuole italiane, attraverso il cosiddetto ius scholae, appunto, culture che fanno fatica a legare l'una con l'altra, in barba a questo fatto noi continuiamo a proporre, ecco, dalle nostre onde, ma anche in abbraccio con tutti quelli, con tutti, oserei dire, gli uomini di buona volontà, l'idea appunto che la lingua italiana sia sacra e che vada valorizzata in tutte le forme possibili e immaginabili. Ecco, ma sacri sono anche i cosiddetti dialetti. Sacri sono anche tutte quelle parlate regionali che avrebbero potuto, come il toscano, generare la parlata nazionale e che vanno comunque contemporaneamente esercitate, ecco, in Lombardia, come in Umbria, come in Sicilia, parallelamente. A scuola sarebbe bello, non è ancora stato possibile, no? Ma la nostra proposta è sempre stata quella, anche come direttore del Centro di Cultura Lombarda, ma più in generale attraverso tutti anche gli esponenti politici che si sono espressi in questo senso, quindi a favore di questa possibilità di esercitare una lingua cosiddetta materna, lingua paterna l'italiano, lingua materna
quindi di quintessenza femminile, la lingua regionale. Oggi parliamo dell'Umbria. L'Umbria è una regione relativamente piccola, ma composita, cioè è una di quelle regioni che, nonostante l'estensione non particolarmente dotata di chilometri quadrati, è frastagliata, è divisa, è caratterizzata da plurime istanze di carattere dialettale. Subito possiamo dire, grosso modo, c'è un fiume che scorre nell'Umbria ed è il Tevere. Lo stesso fiume che nascendo dall'Appennino tosco-emiliano raggiungerà poi Roma. Questo fiume divide naturalmente, un po' come il Po più a nord divide la Lombardia dall'Emilia anche nel registro dialettale, e questo fiume all'interno dell'Umbria divide le parlate umbre occidentali dalle parlate umbre orientali e meridionali. Perché? Qual è la differenza fra queste parlate? La differenza consiste nel fatto che a ovest del Tevere prevalgono delle parlate che vengono definite umbro-etrusche, quindi un po' condominiali col mondo toscano, col mondo tosco, di cui parlavamo poco fa. A est e a sud del Tevere sono invece presenti delle parlate si dice umbro-marchigiano-romanesche, che quindi fanno parte di quel contesto dialettale che va praticamente dall'Alta Marca, dalle Marche settentrionali fino al Lazio centro-meridionale. Tutto questo implica evidentemente una differenza che si può sentire per chi ha un orecchio particolarmente predisposto, ma no, anche da chi evidentemente non ascolta tanto per ascoltare, non parla tanto per parlare. Allora vedete che a Perugia e nel cosiddetto Perugino fino al lago Trasimeno noi abbiamo che cosa? Ritroviamo appunto alcune caratteristiche anche del toscano. Quindi per esempio la C e la G scivolate, la tendenza appunto a finire le parole, soprattutto i verbi, e quindi quindi a ritradurle in una forma più, quella che noi chiamiamo italiana proprio perché è di origine toscana, e ha un'impostazione proprio dell'accento, quindi della cadenza, che è più vicina e più simile al mondo toscano. Addirittura in alcune zone estremo occidentali del Perugino non si parla umbro, si parla toscano. Quindi a ovest del lago Trasimeno noi abbiamo delle parlate che sono ancora interne ai confini dell'Umbria, ma sono marcatamente toscane. Quindi a dimostrazione che l'antico mondo etrusco, quindi dell'Etruria, come la chiamava anche Gianfranco Miglio, è qualcosa che è dilagato oltre i confini reali della regione toscana ed è andata appunto ad accorpare metanoma un terzo dell'Umbria di sicuro, tra un terzo e la metà. Perché a sud del Perugino, che quindi sicuramente ha il suo peso proprio perché Perugia è la capitale dell'Umbria, città fantasmagorica, Perugia di una bellezza arroccata appunto con tutti quei monumenti, con la sua storia, con la sua aria sopraffina quasi di montagna. Ma il Perugino finisce a un certo punto sotto il lago Trasimeno ed inizia il Tuderte. Il Tuderte è quella parlata appunto che fa capo a Todi, antica città, è vero, di origine medievale, alto medievale, appunto, anch'essa molto affascinante, e il Tuderte risente ancora, essendo posto a ovest del Tevere, risente ancora di questo tosco influsso, appunto, di cui vi dicevo.
Nella parte più meridionale di tutta questa area noi troviamo alcuni dialetti di passaggio che sono l'amerino da una parte appunto e il Folignate occidentale. La gran parte poi del Folignate appartiene all'Umbro orientale. Allora intanto diciamo subito che da Assisi, arrivando da Gubbio, Leugubino, quindi Leugubino è un altro dialetto particolare che fa capo a Gubbio, per scendere al Nocerino, Nocera Umbra, perché esistono due nocere in Italia, quella Umbra e quella Campana, ma il Nocerino, e si arriva appunto al Folignate, al Norcino, che non è da mangiare, ma comunque legato alla bocca attraverso la lingua, e poi appunto a sud sicuramente molto forte e molto dignitoso sul piano dei principi il Ternano. Il Ternano ancora più a ovest il Narnese, che comunque è abbastanza simile, ma per chi ha l'orecchio giusto, leggermente diverso anche dal Ternano, e lo Spoletino, ovviamente lo Spoleto, poi l'altra grossa città medievale, grossa intendendo misure che non sono più le nostre cosmopolitane, ma sicuramente lo fu grossa, Spoleto. Ecco, tutti questi dialetti posti a est, il basso Eugubino per arrivare fino allo Spellino, lo Spoletino, il Norcino, il Cascese, Cascia, Santa Rita, e arrivare poi al Ternano, sono decisamente diversi, soprattutto come marcatura originaria, perché adesso poi vi spiego come marcatura originaria, rispetto ai tosco-umbri del Perugino e del Tuderte, almeno del Tuderte occidentale. Ecco, vi spiego perché questo discorso appena fatto vale, però è ovvio che da quando l'Umbria ha acquisito una propria autonomia, è ovvio che la potenza e la forza di Perugia si è fatta sentire relativamente appunto in alcune sue parti che originariamente non avevano questa cadenza, questa caratteristica del tosco umbra. Allora l'altro che caratteristiche ha? L'altra parte, appunto, risalendo dal sud, praticamente Ternano, Spoletino, Folignate e Nocerino, sono dei dialetti umbro-marchigiani. Che caratteristiche hanno? Hanno delle caratteristiche in cui alcune consonanti dentali non hanno più la marcatura toscana, ma hanno la marcatura centrale, no? Quindi, per esempio, la T tende a diventare D, come poi in tutto l'universo marchigiano, in parte romano. E la cadenza e l'accento è quello che voi conoscete se attraverso numerosi film che hanno caratterizzato la nouvelle vague d'allora, degli anni 60 del cinema italiano, appunto, e che è quella lì, che è molto diversa da quella toscana, appunto, no? E che proprio quasi come un passo di danza, ecco, tende, facendo pressione da est, ovviamente, e attutita nelle città più grandi come Terni, proprio per ispirazione sia al capoluogo di regione, ma anche e soprattutto al capoluogo, alle grosse città come Roma. In fondo Terni non dista più di 100 chilometri o poco più, ma niente di così lontanissimo dall'urbe, e tutto questo ha contato, perché tutto è in evoluzione. I dialetti non sono lingue morte, sono lingue vive che continuano a evolvere col passare del tempo, e se ci fosse una trasmissione fra 100 anni, no, che parla di queste realtà, noi dovremmo, incarnandosi in personaggi, in nuovi Giovanni Polli e Andrea Rognoni del XXI secolo, del XXII secolo, non esageriamo naturalmente, ecco, parlare di ulteriori caratteristiche, di ulteriori evoluzioni. Certo, la Valle del Tevere, la media Valle del Tevere, usiamo questo termine, rimane ancora abbastanza isolata rispetto al resto d'Italia, e specialmente nei paesi più piccoli, penso a Spello, penso a Norcia, penso a Narni,
c'è proprio una forza estremamente conservativa, e quindi la bellezza anche di queste parlate, che ancora assomigliano tantissimo, in barba a quel discorso che vi ho appena fatto, tentano proprio di assomigliare tantissimo ai secoli passati. Del resto, se mi andate a leggere Jacopone da Todi, ecco il Tuderte, no? Quindi un italiano tudertino, o ancora, secondo il Medioevo, appunto una lingua locale, no? Tudertina, o quella di Assisi, di San Francesco, voi vedrete che proprio certe caratteristiche di questa parlata centrale sono particolarmente marcate, e quindi tendono ancora a essere conservate in questi posti piccoli. Addirittura appunto l'uso che la differenzia moltissimo l'Umbria da Roma, l'Umbria arcaica, dell'U, la come articolo al posto di R romano, che ovviamente non viene parlato più in senso lato, ma che ancora può incidere come tradizione nei paesi più piccoli. E qui naturalmente lo studio deve essere accurato. Io sono un esperto assoluto delle lingue lombarde e delle lingue padane, non sono un esperto particolarmente accurato delle lingue dell'Italia centrale, quindi io sto facendo un discorso generalizzato che non è, come ho detto, neanche una lezione, ma è soltanto un'introduzione generale al problema dei cosiddetti. Scusate, spero che si riconnetta. Pronto? Regista? Sì, sì, ci sei. Ecco, ci sono. Ha oscillato un po' il mio smartphone, e quindi abbiamo avuto una ricaduta, ma nulla è casuale, perché vi stavo dicendo la causa più grossa di questa dimensione arcaica dell'Umbria è il fatto che per tantissimi secoli è passato il collegamento pedestre, quindi coi piedi, coi cavalli, e poi con la ferrovia o con le strade, ma naturalmente esistevano anche delle strade originarie romane, dalle Marche settentrionali, passando per Gualdo Tadino e rientrando a Nocera. Allora voi capite che le strade, un po' come la Via Emilia, che è l'esempio più plateale naturalmente, la Via Emilia ti fa l'Emilia, cioè ha creato il dialetto di Borsani, Piacenza, simile a quello dei bolognesi. Ma qui abbiamo appunto questa via di passaggio tra le Marche centro-settentrionali e Roma, che attraversa proprio la Valle del Tevere, e quindi passa evidentemente da Spoleto e da Terni, e quindi mette in maggiore contatto tutta questa realtà anche con Roma, che e questo è un fattore che divide da Perugia e dall'universo etrusco. Voi sapete che comunque ci sono stati anche forti ritrovamenti etruschi nel Perugino e nella Valle di Chiana, nella Toscana di Chiana, quindi l'Etruria era comunque forte nella sua dimensione originaria. Non esiste a Perugia la C aspirata come in Toscana, ma esiste una parodia della C aspirata che per esempio il collega Nicoletti ancora mostra in termini residuali, pur essendo vissuto molto a Roma, il caro collega di Radio 24 perugino. Quindi sono tutti elementi e fattori che sono stati decisivi al tempo stesso a connettere l'Umbria orientale con Roma e con le Marche, ma anche a conservarla rispetto ad altre spinte altrettanto forti che arrivavano o dalla Toscana o dal Reatino, perché in fondo la distanza tra Terni e Rieti è relativamente breve. E qui ne approfitto per parlare del lago Cotiglio, che secondo taluni studiosi, mi viene in mente Del Ponte, che è morto 2 anni fa, è grandissimo studioso ligure, che però era interessato come lo è anche Andrea Rognoni, all'Italia centrale. Il lago Cotiglio era il luogo in cui il Genius Loci, il luogo in cui si riunivano tutti i popoli italiani. Facevano un grande patto, un patto federale,
perché il federalismo, se vogliamo andare a ben vedere, è sempre esistito. Certo, schiacciato dalla proterva Roma, schiacciato dalla prostituta del mondo. Ma forse, dicono alcuni studiosi ritengono che anche in autunno, e non solo in primavera, quindi le 2 mezze stagioni, quindi anche in autunno, e proprio in questa settimana che il cristianesimo ha definito sacra, a cavallo fra settembre e ottobre, perché in fondo il cristianesimo recupera alcune intuizioni pregresse. Di quale terra? Della Saturniatellus, la terra di Saturno, come veniva definita l'Italia, e quindi è probabile che sul lago Cotiglio, vicino a Rieti, ci fosse questo grande raduno. Quindi la pressione di un certo tipo di italianità centro-meridionale si sarebbe fatta sentire più forte a partire dalla vicina Rieti. Pensate anche all'accento di Lucio Battisti, che nonostante poi sia vissuto 40 anni in Lombardia, continuava, al di là delle sue bellissime canzoni, ovvio, continuava appunto a parlare con un accento reatino, quindi non umbro, ma quindi questa pressione si sarebbe potuta sentire se non ci fosse stato di mezzo quella montagna che ha preservato appunto come in un enclave la stessa Terni. Quindi tutto questo appartiene a scelte, certo anche a direttive burocratiche e pseudo-burocratiche regionali che hanno caratterizzato la vita di una regione che magistralmente preserva un'autonomia che ha permesso qualche anno fa, per esempio, addirittura al mondo della destra federalista di assumere il potere, in barba anche alla derisione attuata da un certo Crozza in televisione. Ma tutto questo ha significato che cosa soprattutto? Ha significato appunto la preservazione di quel gioiello che è il Medio-Tevere, no? Dove appunto noi possiamo ammirare non soltanto monumenti, strutture urbane, pensiamo anche alla Narni, che personalmente io adoro, la cittadina umbra posta a ovest di Terni, che gravida di medievalità, fantasmagorica, quasi dal punto da avere ispirato le cronache di Narnia a grandi scrittori e cineasti, ma appunto tutta questa, poi pensate alla Spoleto in cui sono stati girati anche degli sceneggiati televisivi molto dotati di audience, ma più in generale appunto tutta quella fascia ha preservato proprio una forma consimile al marchigiano, però dotata di sufficiente autonomia a vari livelli e in varie forme, che adesso qui ovviamente non possiamo addentrarci a descrivere perché risulterebbe estremamente circostanziata e scientifica, nel senso poi di pesantezza la cosa. Quindi mi fermerei qui. Ma certamente lo scrigno, per come ve li ho raccontati, anche l'Eugubino è diciamo erede delle famose tavole eugubine studiate dal mio professore, quello che è stato il mio professore all'Università di Urbino, il professor Prosdocini padovano, che però anche lui era interessato all'Italia centrale, perché chi è veramente nel cuore e nella mente autenticamente federalista non può, scusate la battuta molto popolesca, fregarsene del resto d'Italia. Ecco, io amo la Padania perché è la mia terra, ma amo tutte le terre italiane perché sono dotate di qualità, gusti, orientamenti, strutture linguistiche, culturali che vanno tutte preservate assieme all'italiano che io ho insegnato a livello liceale. E quindi è questa la forza della Saturniatellus, della terra di Saturno, quindi di quello che è stato il riferimento assoluto del mondo mitologico precristiano, che appunto chiamavano così terra di Saturno gli stessi greci, proprio perché è caratterizzata da alcuni elementi di forte fermezza
che appunto ora in chiave anche metapolitica si vuole recuperare definitivamente. Io vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarmi e vi rimando appunto alle prossime volte in cui parleremo anche per esempio sabato della mia presenza pontidiana con possibilità di acquisire libri importanti. Un grande abbraccio a tutti. Va bene, lo dico stavolta. Perugia risorga, risorga Perugia, Venezia risorga, risorga Venezia. A risentirci.